del Sopramonte. Cappelletti si sdraia per mettere la palla giù, va a cercare adesso la Lazzarini, la Vesci che schiaccia una palla alla linea degli 8 metri. Ci provano le ragazze con una palombella, ma la Morabito, la Lazzarini va a cercare la Cappelletti di sinistra, subito appoggia, punto, va a prendere una palla difficile. Il numero 22 intanto Giurin va in battuta, Morabito. La Lazzarini, la Cappelletti schiaccia proprio sulla Giurin che non tocca il soffitto, alzata con un bugger per la numero 23. Va la Morabito, la Massanova fa il suo dovere come lo sa fare benissimo, tira sulle palle difficili. Un bugger da questa ci permette di organizzare l'attacco. Cappelletti, Lazzarini, Cappelletti, muro dietro la copertura ottimale della ragazza del Sopramonte. Il muro ancora no! Serve sempre. Scusate l'assenza, c'era un tifoso, adesso la Cappelletti mi fa ritornare così a guardare questa saetta che scende giù, dopo vi racconto cosa è successo. La Massanova si sdraia, Lazzarini ancora a cercare la Vesci, giù, ritorna da questa, ci pensa la Lazzarini a mettere giù la bomba all'entrata principale dei tifosi. Sarà già su con la sua trombetta a fare il tifo. L'attacco del Sopramonte non difficile per la Cappelletti, decide di alzare la Lazzarini per la Vesci dietro, ancora un bugger per il Sopramonte lungo, c'è la Morabito bene, si inginocchia, stile e prezioso che permette alla Cappelletti di andare a cazzo sotto rete, riesce a gestirla bene, l'alzata comoda per noi da organizzare adesso un nostro attacco. Finta la veloce, giù la Cappelletti, ancora aiutandosi con la rete, mette direttamente da quella Cappelletti posizionata benissimo, dietro a cercare la Vesci dalla 0, muro, ancora la copertura, l'alzata in posizione 4, pallonetto, Vesci non ci arriva. La Massanova non sbaglia, Lazzarini va a cercare dietro la Vesci, pallonetto sul lungo linea coperto bene dalla numero 30, andiamo a guardare dopo il nome perché se lo merita. Adesso c'è la Massanova che alza con un bugger per la Vesci, mani fuori e come promesso possibilità di farne 5 di fila. Morabito, Lazzarini dietro per la Vesci, riescono a prenderla, Morabito ancora la mette da quella, ancora 2-3 tocchi sotto rete con la Santi Maria, la Morabito ancora dietro in copertura, va la Lazzarini a cercare la Vesci, pallonetto corto direttamente, no, la prendono ancora dopo il tocco della rete, palleggio da questa, Lazzarini riesce ad organizzare l'attacco, Santa Maria forse andava fuori la palla, la riesce a prendere comunque la, ecco il muro ancora, doppia, no niente, la ragazza l'ha fatta giusta, probabilmente io non sono un grande arbitro, mani fuori, quel piede sull'acceleratore e permettere all'Ellonese di essere più tranquilla. Muro, Morabito e Regele, adesso bene la copertura dietro della Cappelletti, Massanova mette una free ball da quella parte, dobbiamo risistemarci dietro, bene, gestito perfetto, giù la bomba, difficile la gestione, infatti arriva direttamente sulla Santa Maria, la segata in ginocchio, riesce ancora a gestirla, palleggio dietro, Lazzarini, Massanova, a cercare la Morabito, sulla 23 che smanaccia da questa parte in qualche modo il Sopramonte, la Lazzarini adesso a cercare la Vesci dalla 0, giù la bomba, Gatti, Lazzarini per la Vesci da 0, giù, Segata riesce a prenderla, il libero appoggia con un bugger, obbligata in free ball, ancora la Lazzarini, vai Gatti, giù, il muro, la riesce ad alzare, permette ancora l'attacco da 4, dentro la palla, 39, in battuta, Gatti, Lazzarini, dietro per la Vesci, non tocca la rete, dice l'arbitro che tocca il muro, la Vesci va in copertura, la Lazzarini va a cercare ancora la Gatti, il muro, Vesci ancora giù, la Regele, non ce l'aspettavamo di arrivare a perdere 2-7, la Cappelletti adesso spinge giù subito giù bene, Segata alza ancora a gambe larghe, impressionante come riesce a fare le alzate, brava comunque che riesce a gestirle. Dietro la Cappelletti va a coprire bene la Lazzarini, va a cercare la Vesci che da ferma spinge, non fortissimo, la Segata ancora, l'appoggio la Lazzarini, Massanova a cercare la Cappelletti vicino alla rete, mani fuori, punto, Lazzarini. Spinge libero, appoggia nel semicerchio, l'alzata dietro in posizione 2, ancora giù bene la Morabito, Lazzarini a cercare la Cappelletti, decide di appoggiarla dietro al muro, la Segata va ad alzare, bugger per l'alzata, dietro la Massanova, Lazzarini ancora a cercare la Cappelletti, adesso deve spingere giù, niente, ancora il Sopramonte riesce a mettere la palla da questa la Massanova, ancora la Lazzarini, ancora la Vesci, stavolta campanile la ricezione, provano a mettere un bugger da questa parte, comoda free ball, intanto è entrata 7up, giù la bomba, 7up, 20 e ha fatto bene anche adesso la Massanova, però fa sembrare tutto facile
Pallonetto con la mancina della Morabito, schiaccia giù ancora il muro della Baldo che mette la palla da questa, Segata alza in posizione 4 per la 23, Morabito copertura ottimale, Lazzarini dietro, no, per la Morabito, lungolinea, punto, Cappelletti, giù la Vesci, direttamente da questa ancora Santa Maria riesce ad amministrare l'attacco per la Fast, in fondo al campo ancora la ragazza del Sopramonte riesce a gestire, 22, dentro la palla hanno Cappelletti, Vesci va a prendere la palla, un bugger per la Morabito che spinge sul muro, caccia ancora la Massanova, riesce a metterla nel semicerchio, bravissima, adesso la Morabito deve raccogliere questo attacco, la Segata prova a far attaccare da zero, bene Lazzarini, Massanova ancora con un bugger a cercare la Morabito, decide di metterla dietro, Pallonetto che riesce a mettere in difficoltà, free ball ancora, ci permette di organizzare, stavolta la Lazzarini, a cercare ancora la Morabito, spinta ancora, il muro dice di no, ma c'è l'esperienza, adesso sono contro il Neumar qua a dare tutto per restare in gara e restare nel campionato di Serie C che hanno disputato tutto l'anno. Noi ce la stiamo giocando contro queste ragazze del Sopramonte che erano riuscite a stare a galla fino alla fine e poi cedendo alla fine del campionato. Intanto la Cappelletti attacca giù, le ragazze del Sopramonte riescono a gestire gli attacchi, stavolta devono mettere una free ball da quella Segata alza con un bugger per la 78, la Lazzarini riesce a appoggiare per Massanova, Morabito Pallonetto, dietro Segata ancora, il primo tocco del palleggiatore, il muro della Morabito, riescono ad organizzare free ball, ad una mano la Cappelletti, la Lazzarini alza un bugger, ci pensa la Vescia a mettere la palla sul nastro bianco della rete che si fa anche aiutare, arriva da questa, via, schizza sulle mani, imbattuta, Cappelletti, Lazzarini veloce, ma Santa Maria, Vesci, bene la copertura da Cappelletti dietro, la Lazzarini va a cercare la Morabito, spinge in diagonale, dentro. Cappelletti, Lazzarini dietro per la Santa Maria, Segata si sdraia, riesce a prenderla, alzata con un bugger, palleggio, free ball, ci permettono di attaccare ancora, Lazzarini a cercare la Cappelletti, il muro, Morabito, giù la Lazzarini, non riescono a gestire, c'è la Cappelletti che fa il muro, le ragazze del Sopramonte riescono ad attaccare ancora il muro, in due tocchi alza per la Vesci che decide di attaccare morbido in fondo al campo per non sbagliare l'attacco adesso da posizione 2, Pallonetto, Lazzarini, dietro per la Vesci in 0, perfetta, schizza via, punto e pronta a stare nel semicerchio, e infatti Cappelletti, Lazzarini veloce per Baldo, intanto la ragazza libero del Sopramonte riesce a prendere free ball comoda per noi che mettono però direttamente da quella, ancora la Vesci sdraiata giù, la Lazzarini va a mettere in posizione 1 coperta bene dalla ragazza numero 22 del Sopramonte, l'attacco giù, muro, mani fuori. Sulla linea difficile la ricezione, la ragazza forse voleva lasciare andare, all'ultimo ha deciso di prenderla, adesso la Lazzarini va, appoggia per la Baldo, l'attacco della Morabito, in fondo al campo non tocca il soffitto, la Vesci riesce a appoggiare bene per la Lazzarini, attacca ancora la Morabito da 2, con la sinistra palleggia, a schivare il muro, l'attacco adesso del Sopramonte, la copertura di Lazzarini dietro, Baldo alza in bagger, ancora per la Morabito, spinge un pochettino di più sulla linea in diagonale, stavolta c'è Baldo che va in copertura, Lazzarini, Morabito ancora in diagonale, rimane sulla rete, c'è la Chiara Santa Maria, l'appoggio per la Segata, l'alzata, il muro rallenta Massanova, Lazzarini a cercare Morabito, giù in diagonale, la prende malissimo la ragazza in bugger, free ball da questa parte adesso della Segata, Vesci, Lazzarini dietro per la Fast, ad una mano la ragazza del Sopramonte la mette da questa, ancora una free ball che ci permette di organizzare ancora l'attacco con la Cappelletti, Lazzarini a cercare la Morabito in 4, giù la bomba, la prende ancora la ragazza del Sopramonte, va ancora la Segata con un bug, pallonetto dietro, la Vescia ad una mano, la Massa